Azione e visione sono le direttrici dei giovani imprenditori di Assindustria Veneto Centro per intercettare le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per disegnare un futuro diverso. Durante l'assemblea annuale, la prima in presenza, con il nuovo presidente Alice Pretto, si sono posti l'obiettivo di lavorare insieme ed arrivare tra un anno ad un documento di sintesi dei loro intenti. È fondamentale che iniziamo a lavorare insieme perché sono tutti grandi progetti, è giusto essere ambiziosi, sicuramente riusciremo a mettere a terra tutte queste cose, però bisogna saper lavorare assieme, quindi lavorare insieme imprese, istituzioni e veramente chiunque ricopra un ruolo che può essere decisivo per il territorio. La visione è dove vogliamo andare, si basa sulla capacità di immaginare un nuovo mondo, un nuovo futuro e di agire per andare lì. E quale può essere questo nuovo mondo? È un mondo molto diverso perché la cosa più interessante forse in questo momento è che mentre in passato si dava per scontato che l'obiettivo di un leader fosse quello di creare profitto, oggi incontro sempre più spesso leader che hanno voglia di avere un impatto sul mondo al di là della generazione di profitto, ma di creare un mondo migliore. Le sfide sono quelle dell'innovazione e della sostenibilità a partire dall'ambiente. Dovremo cercare di essere più audaci su questo tema e chiaramente i giovani che sono anche in questo caso magari più preparati, con studi anche più freschi, potranno sicuramente dare il loro contributo. Il nostro territorio deve essere un territorio che attrae i talenti e fa stare i talenti qui nel nostro territorio. Io penso che sia sempre un concetto di mix tra le due, quindi tra il giovane e il meno giovane e quindi un mix di esperienze e di nuovo che avanza. Con questo mix io penso che riusciamo ad affrontare le sfide future che saranno numerose nella maniera adeguata. La visione porta a soluzioni ed inventiva, come il caso delle maschere da sub trasformate nel periodo di maggiore emergenza Covid in caschi respiratori per l'ospedale di Brescia. E credo che la visione sia un po' questa, quella di non essere troppo egoisti, quella di non voler pensare ad un business a tutti i costi. Per noi è stata una spesa, in realtà è rientrata sotto altri punti di vista, come lo definiamo un investimento in marketing. Un nuovo approccio che non prescinde dall'esperienza. Ho avuto modo appunto di incontrarli e hanno una capacità e di una determinazione, capisci che anche di fronte alle difficoltà non mollano ed è proprio credo questo il grande segreto, con ovviamente alle spalle una grande cultura, una grande tradizione che tutti noi friulani, veneti, tra l'altro la mia nonna era di Cison di Valmarino, quindi un po' di sangue veneto ce l'abbiamo anche noi e sono ovviamente dei presupposti pazzeschi per tenere duro. Io poi sono molto trasparente nei confronti degli associati, quindi racconto loro i problemi che io vivo quotidianamente in azienda e di conseguenza si crea uno scambio veramente puro di confronto e anche di crescita perché poi conseguentemente ci aiutiamo l'un l'altro. Dovete essere visionari? Assolutamente sì, è fondamentale e lo saremo perché possiamo ancora costruire questo futuro assieme. Il futuro che deve essere un presente oggi per i giovani. Assolutamente, è il nostro presente.